Abbiamo quest'oggi una giornata davvero importante che è la festa dei ragazzi. Domenica scorsa festa dei giovani, metà settimana festa delle scuole, quest'oggi è la festa vostra, la festa dei ragazzi. Desidero ancora una volta dare il benvenuto davvero caloroso e con tanta gioia al nostro Rettor Maggiore Don Angel, che è il 10° successore di Don Bosco e che quest'oggi qui rappresenta proprio Don Bosco, è Don Bosco qui per noi. E siamo davvero contenti di averlo insieme a noi. Ma ci sono quest'oggi anche altre persone che sono venute a trovarci. C'è suora Paola Battagliola, una figlia di Maria Ausiliatrice, suora salesiana, che sta visitando questo territorio e sta visitando le case delle suore salesiane assieme a suor Palmira, che anche lei è l'ispettrice di questa terra triveneta. Ma poi abbiamo quest'oggi anche delle persone che sono venute a trovarci da tutta Italia. Abbiamo la consulta nazionale del movimento giovanile salesiano. Immaginate il movimento salesiano in Italia, giovanile, ha delle persone che lo portano avanti, che oggi sono qui con noi. Allora diamo il benvenuto anche a Don Roberto Dal Molin, che è il responsabile a livello nazionale della pastorale giovanile, e a tante persone che davvero sono venute da tutta Italia per condividere con noi questa giornata. Ringraziamo tutti di essere qui e davvero viviamo bene questa Eucaristia adesso per incontrare il Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Allora, carissimi tutti, ci troviamo veramente vivendo una bellissima giornata, una vera festa salesiana e di gioia cristiana, e chiediamo al Signore il dono di vedere in profondità e di guardare in profondità la vita e agli altri. E per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo le nostre debolezze, le nostre fragilità, i nostri peccati, chiediamo perdono al Signore, ci prepariamo in silenzio e dopo cantiamo. Ricordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlavano così, venne una nube e li coprì con la sua ombra.
All'entrare della nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo e si tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Ci sediamo. Bene, carissimi ragazzi e ragazze, che bellissima mattinata dall'inizio, l'animazione musicale, la guida che ci hanno fatto, questo bellissimo spettacolo teatrale con un messaggio forte, chiaro. Io sono meravigliato che lo avete seguito molto bene, veramente hanno fatto una rappresentazione meravigliosa e con un grande tema qui, la nostra felicità. Come vuoi essere felice? Cosa puoi fare per essere felice? Come Marta che cercava il suo sogno. Bene, allo stesso tempo che preghiamo insieme aggiungo una parola molto semplice. Una è per dirvi, come ho detto nel saluto del mattino, che trovo veramente molto interessante il segno che avete preso per oggi, per poter guardare. Ma guardare come? Questo non è soltanto nel simbolo per non avere un po' un sole troppo forte o la luce. No, per guardare in profondità. Questo è, secondo me, il messaggio. Guardare in profondità la vostra vita, quella che ho detto che siamo qui perché Dio ha voluto. Io non ho fatto niente per essere qui. Per una volta che sono qui, sono io che devo anche decidere come voglio vivere di un modo come per sopravvivere o vivere come avevamo sentito al 100% e non di un modo pazzesco, ma al 100% con autenticità. Che bello! E il Vangelo d'oggi è anche per me molto bello e per oggi, e vi dirò perché. Facendola semplice, il Signore Gesù va a una montagna con alcuni dei Suoi discepoli, non con tutti, e in quel momento Dio fa conoscere chi era veramente Gesù, il suo Figlio amato. È come se a quegli apostoli mette lo stesso occhiali per guardare più profondamente. E loro dicono: ah, bello! Allora ci troviamo così bene che lasciamo tutto e possiamo vivere qui, che ci troviamo molto bene. E è come se una volta che hanno visto chi è Gesù, Gesù stesso dice: va bene, sapete chi sono io? Adesso scendiamo dalla montagna e andiamo a vivere con la gente, con gli altri apostoli e a mostrare dove si trova l'autenticità. Carissimi ragazzi e ragazze, un'ultima cosa. Questa autenticità, secondo me, secondo noi, ha un cammino molto bello e sicuro. È questo. Prima, carissimi ragazzi, ragazze, siamo chiamati a vivere con chi ci ha dato la vita. Vuol dire a portare sempre Dio e Gesù nel nostro cuore.
Si può vivere senza di lui? Sì. È lo stesso? No. Allora il Signore ci dice: ragazzi, ragazze, vi ho dato una vita per viverla al 100%, viverla felice, bene, e io con voi, se voi volete. E secondo, l'ho detto nel saluto del buongiorno, io vi invito a continuare a fare questa esperienza. Se uno vuole vivere soltanto per se stesso, prima o dopo si troverà da solo. Posso assicurarvi che in questo non sbaglio. Se tu cerchi di vivere soltanto per te stesso, per vivere comodamente, va bene. A volte alcuna cosa andrà bene. Prima o dopo ti sentirai solo, come oggi nella scena. Però se uno continua a fare un cammino e impara che vivere significa condividere, donarsi, dare il meglio di sé anche agli altri, condividere bellamente tante cose, allora uno scopre un cammino autentico, cammino di felicità. Vi dirò 3 esempi e già finisco. 3. Grazie per la vostra bellissima attenzione e vi chiedo soltanto 1 minuto di più. Esempi dove si vede che ci sono delle persone che danno il meglio di sé, anche si stancano tanto, però si sentono molto bene e felici. Primo esempio, tutte le nostre mamme, tutte. E perché? Vi dirò, siamo nati, specialmente la mamma ha preso cura di noi, anche papà, però la mamma tanto perché doveva anche darci di mangiare, e la mamma tante volte non ha dormito nella notte, ciascuno di noi piangevamo, e così per tempo. Però questa è la prova. Voi credete che le nostre mamme non erano felici anche se non dormivano per prendere cura di noi? Erano felicissime. Vuol dire donarsi per loro era felicità, anche nella stanchezza. Secondo esempio, vedo oggi tra tutti noi a tanti dei vostri educatori, educatrici, che potevano avere una domenica serena, nella spiaggia con la famiglia, con gli amici, tranquilli. Invece, qui, senza dormire bene, seduti sul pavimento. Sono pazzi? No. Semplicemente credono in voi e dicono: per loro voglio fare questo. Il mio tempo d'oggi, il mio cuore, per questi miei ragazzi e ragazze. E tutti noi lo abbiamo fatto così per voi. Voi credete che non siamo felici perché non abbiamo un bel giorno di spiaggia? No. Siamo felici perché vivere questo per voi ci fa pienamente felici. Anche se io stesso potevo stare più tranquillo, non è lo stesso. Più tranquillo, però qui sono in mezzo a voi. E come io tutti. Terzo esempio. Voi credete che questi giovani che hanno preparato lo spettacolo teatrale lo hanno fatto per dire: oh, voglio avere la mia ora di gloria? Voi credete che si fa questo tante ore di preparazione, imparare a memoria il testo, tantissime ore e ore per preparare questo teatro, questa rappresentazione? E la fanno per questo? No. Però hanno trovato un'altra motivazione. Hanno detto: ci mettiamo a fare questo perché vogliamo offrire
a questi ragazzi d'oggi un momento molto speciale. Hanno fatto sacrifici, ore di studio, di preparazione, tutto per una ora per noi. Andate a chiedere come si sentono. Vi lo dico già io, stanchi, molto stanchi, però con il cuore pieno. Vuol dire, carissimi ragazzi e ragazze, questa è la strada. Una vita nella quale impariamo che quando diamo quello che siamo noi, riceviamo molto di più. Nel donarsi troviamo il cammino di felicità. Però dovete scoprirlo ciascuna di voi. Questo è quello bellissimo della vita. E sempre con Dio che ci dice: caro mio, cara mia, io ti ho creato, sono con te, sono nel tuo cuore e ti accompagno sempre se tu lo vuoi. Bellissimo. Va bene, vi invito allora a pregare insieme, continuare, chiedere a Gesù questo dono di guardare con profondità, non soltanto per non vedere il sole, ma per vedere profondamente dove stanno le migliori cose e pregare per tutti quelli che portate nel cuore. Io vi chiedo soltanto, adesso mi sedio un minuto e vi chiedo in un minuto di silenzio, senza parlare con nessuno accanto, senza distrazioni, soltanto questo, di dirvi, cari ragazzi, per chi voglio pregare io a Gesù in questo momento, perché lo porto nel mio cuore. E ciascuno di voi portiamo sempre nel cuore tantissimi volti, tantissime persone. Questo è profonda preghiera. Vi invito a farlo. Un minuto, il minuto più profondo e di più preghiera di tutti noi per presentarlo a Gesù. Va bene? Andiamo, pensiamo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ti preghiamo umilmente, in comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore Gesù risorto sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. La pace carissima a voi, la pace complementi. Preghiamo per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri. Ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.